nasce dopo aver conseguito il diploma di perito industriale meccanico al Galileo Ferraris di Verona e logicamente provenendo da una famiglia di meccanici, diciamo che nel 1975 sono partito da solo e piano piano, un po' alla volta, siamo riusciti ad arrivare a 21 persone. Sono partito come officina autorizzata Renault e nel 1984 siamo passati a service partner del gruppo Volkswagen. Ad oggi noi rappresentiamo dal nostro marchio premium Audi, poi chiaramente c'è Volkswagen, poi c'è Skoda, ci sono i veicoli commerciali del gruppo Volkswagen, c'è Seat e ultimamente abbiamo acquisito Cupra, il marchio Cupra. Ci occupiamo nell'assistenza delle autovetture, sia nuove che usate, e chiaramente conseguentemente facciamo anche la vendita delle autovetture nuove del gruppo e usate. Chi viene da noi con la sua autovettura può lasciare la stessa, che viene chiaramente gestita a 360 gradi. Che cosa vuol dire? Dalla grossa riparazione, come potrebbe essere la sostituzione di un motore, alla carrozzeria, molto importante. Abbiamo il lavaggio delle autovetture, perché ad ogni tagliando eseguito facciamo il lavaggio gratuito dell'auto interno, dopodiché se il cliente ha un sedile macchiato sistemiamo anche quello, se il sedile invece è rotto ripariamo anche quello. Tutto quello che il cliente ha bisogno noi lo risolviamo, e abbiamo anche presso la nostra sede il centro di revisione della motorizzazione italiana. Progetti in cantiere: il mantenimento a questi livelli della nostra azienda. Non è escluso che tra qualche anno, visto che abbiamo un terreno di nostra proprietà, si possa arrivare a costruire un'azienda completamente nuova, logicamente gestita insieme ai miei figli, sia Fabio che Francesca. La nostra azienda diciamo è nata 50 anni fa, perciò abbiamo visto le Fiat 500 e piano piano le autovetture si sono diciamo evolute e adesso si parla solo di connessioni digitali, e chiaramente non abbiamo più dei tecnici che si chiamano impropriamente meccanici, ma abbiamo dei meccatronici, perché ormai c'è bisogno esclusivamente di personale molto formato. Noi ogni giorno, anche se mi ripeto, i nostri tecnici e i nostri impiegati fanno corsi di aggiornamento, e non le dico quanto costano, però diciamo siamo contenti di avere del personale che sa risolvere qualsiasi problema dei nostri clienti. Io ogni mattina mi alzo intorno alle 6, logicamente mi presento in azienda intorno alle 6:30 e la mia motivazione è dare al cliente il massimo della soddisfazione,
anche perché molti clienti vengono da noi in maniera assidua e fedele. Sentire un cliente contento che ci fa le congratulazioni per come abbiamo riparato la sua autovettura ci dà motivazione moralmente molto più importante che non la fattura stessa pagata.